Io trovo una assurdità quella proposta di darsi un altro nome, alias. Potrei dire che vorrei essere alias Batman, Robin o qualcos'altro per buttarla un po' in ridere. Il problema è che è un atteggiamento molto ideologico, è quello di voler cambiare la propria identità a scuola. A scuola sei la persona che ha un curriculum di studi che deve essere valutato per i contenuti, non per la persona. Hai un'identità precisa, è quella di un nome, di un cognome, di una data di nascita che ti rende quella persona in quel contesto in cui tu sei valutato, in cui percorri la tua strada di cittadinanza. Il resto ha a che fare con una sfera privata. Se una donna si sente in un corpo sbagliato, sarà un percorso molto psicologico che deve essere affrontato nei modi giusti, non certo cercando di farlo diventare un approccio molto ideologico semplicemente per una battaglia sul gender.